Si dice che nella vita non si finisce mai di imparare e con l'arrivo delle università telematiche il detto diventa realtà. Realtà accessibile anche a chi ha abbandonato gli studi anni fa e vuole riprenderli, o a chi già lavora e vuole ottenere un titolo di studio. L'università passa a un nuovo livello con Comservizi Veneto, nuovo polo tecnologico dell'Università Telematica Uninettuno. Abbiamo rilanciato questa attività universitaria con Uninettuno, che è la prima università telematica mondiale con 256 sedi in tutto il mondo e siamo orgogliosi di avere il polo e rappresentare il Triveneto come Conservizi, perché è un'università di eccellenza premiata a New York 2 anni fa come la migliore piattaforma di e-learning mondiale. La terza università in Italia tra telematiche e tradizionali. Oltre a un personale qualificato, Uninettuno propone un'offerta formativa ampia, mirata e al passo coi tempi. Abbiamo 6 facoltà e 29 corsi di studi che si dividono tra corsi di laurea triennali e magistrali e anche alcuni master. Questi corsi di studi sono proprio volti all'innovazione e si indirizzano, si focalizzano sulle nuove tecnologie, sulla società che si potrebbe definire ormai come digitale e quindi insomma forma figure professionali al passo con i tempi. E mentre il numero di iscritti nelle università tradizionali è a ribasso, cresce il numero di quelli che scelgono l'università telematica per i numerosi vantaggi che questa offre. Interattività nelle lezioni che vengono svolte in rete, flessibilità per permettere a tutti gli iscritti di seguire i corsi compatibilmente ai propri orari lavorativi e direttamente dal proprio PC di casa, efficienza rendendo disponibili online tutti i materiali necessari allo studio subito dopo il termine della lezione e senza il bisogno di utilizzare i libri. Io frequento la magistrale in ingegneria informatica presso Uninettuno. Rispetto all'università tradizionale praticamente i corsi li possiamo seguire direttamente online, praticamente non abbiamo nessun vincolo da andare a lezione perché la lezione la guardiamo quando vogliamo. I professori sono in gamba, cioè nel senso rispetto a un'università statale può capitare qualsiasi professore, invece qua sono dei professori comunque selezionati da altre università, quindi professori in gamba, cioè nel senso che sono in grado di spiegare anche nel dettaglio alcune caratteristiche che magari in università, quella che ho fatto io, diciamo alcune caratteristiche non si sono state affrontate. Diciamo che l'università telematica la consiglio, infatti ho coinvolto parecchie persone per iscriversi alla stessa mia facoltà. Un modo tutto nuovo di intendere il mondo accademico, inclusività e flessibilità, punti cardine del piano formativo di Uninettuno. Grazie a Conservizi Veneto, l'Università a Padova diventa a portata di tutti.